Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, bentrovati a quest'altra puntata di Autodafè e buongiorno e grazie alla dottoressa Valentina Vasino che vedo collegata con noi, che Buongiorno. ringrazio per la sua disponibilità e anche per affrontare un tema che abbiamo solo sfiorato in precedenti conversazioni, ma che è di, credo, grande interesse ed è relativo alla professione della dottoressa Vasino, che è medico legale e allieva, lo voglio ricordare sempre con grande piacere, di uno dei maestri di questa disciplina della medicina legale, non solo in Italia, ma a livello internazionale. Ha collaborato con tante persone, una su tutte anche Giovanni Falcone, ebbero una brillantissima idea, il professor Torre e Giovanni Falcone, che poi non si realizzò, ma diciamo sarebbe impossibile, credo, no Valentina? Ci diamo del tu per comodità di conversazione e per lunga conoscenza, sarebbe impossibile riassumere la carriera del professor Torre, uomo straordinario che io Assolutamente. ebbi la fortuna anche di intervistare tanti anni fa, scoprendo che seguiva perfino la mia rassegna stampa e questo mi sconvolse all'epoca in maniera incredibile. Ad ogni modo, parliamo di un aspetto particolare della tua professione e partiamo anche dall'ultimo caso, no? Ne abbiamo parlato nell'ultima occasione in cui abbiamo fatto una conversazione qui in radio. Tu hai prestato la tua opera fin da subito, insieme al professor Torre, anche per la vicenda relativa alla cosiddetta strage di Erba, no? Ti sei occupata di tantissime altre cose, ma quell'aspetto sul quale vorrei soffermarmi oggi, magari anche stimolando gli interventi di chi ci sta seguendo via WhatsApp, anche audio al 340 6709 659 e poi cercheremo di aprire prima delle 11 le linee anche telefoniche allo 02 92 94 7222. Beh, il punto sul quale ci siamo accordati di discutere oggi ha a che fare con una questione che riguarda un po' tutta la società, tutti noi, e l'amministrazione di quel bene collettivo importante, importantissimo, che è la giustizia, che ha una serie di riflessi non solo penali, ma anche civili, economici, sociali e direi di civiltà assoluti, no? Quindi non sto a perdere tempo su questo perché siamo tutti d'accordo. Il punto è che la giustizia non potrebbe prescindere dalla verità e la ricerca della verità molto spesso ha bisogno della opera di esperti come te nelle varie discipline, non solo nella medicina legale, perché ricostruire una verità è un mestiere difficile, ci vogliono appunto molte competenze. Le tue competenze mediche, per esempio sulla vicenda della strage di Erba, prendiamo quella come sintesi, no, di questo ragionamento, sono state poi riversate in una serie di documenti, di relazioni, di consulenze che tu hai fatto insieme al professor Torre, poi anche da sola, fin da ultimo, fino alla richiesta di revisione che è stata bocciata, come sappiamo. Ne abbiamo già parlato, ma il punto è come si rimane? Io ho intitolato questa puntata con il tuo accordo, Valentino, La solitudine del consulente, quando i fatti e il sapere scientifico non riescono a varcare la soglia del tribunale. Da 18 anni per la strage di Erba questi fatti non riescono a entrare in un contraddittorio e ricordiamo che dal 1999 la nostra Costituzione prescrive proprio questo, cioè che la prova si formi, l'articolo 111, bellissimo articolo 111 della Costituzione, sancisce l'articolo sul giusto processo cosiddetto, quindi da prima della strage di Erba, l'articolo 111 si occupa del giusto processo e stabilisce proprio questo, che ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità davanti a un giudice terzo e imparziale. Ecco, perché questo avvenga però i fatti devono entrare nel processo, perché se non entrano nel processo e se non c'è il contraddittorio, qui stiamo violando patentemente una regola fondamentale costituzionale. Se io impedisco che i fatti entrino, allora perché il consulente ha prestato la sua opera? A che fine? Lascio subito a te la parola perché l'ho fatta fin troppo lunga, però il punto che io vorrei sottolineare, sul quale invito tutti a riflettere, quelli che ci ascoltano, è che il consulente non è semplicemente un consulente di parte, lo è certamente quando una parte lo chiama, poi quando lo chiama il giudice fa la perizia, no? Che ha un grado ancora più elevato di oggettività, se possiamo dirla così. In realtà il consulente scientifico, serio, un professor Torre, una dottoressa Vasino, la consulenza la fa perché in scienza e coscienza appura delle cose. Tant'è vero che se non ricordo male, Valentina, quando
Gli avvocati Schembri e Bordeaux chiesero al professor Torre di prestare la sua opera e lui disse: guardate che però io non vi vengo incontro a prescindere, quello che trovo, e poi sono affari vostri. Ecco, il professor Torre ha trovato dei fatti e la cosa che a me strabilia ancora a 18 anni di distanza è che questi fatti incredibilmente non sono entrati in un contraddittorio, nel magnifico contraddittorio tra le parti che realizza il giusto processo secondo la nostra Costituzione. E allora come si sente il consulente? Adesso a te la parola, libera il flusso di coscienza e riflettiamo insieme, perché questa qui non è una roba psichiatrica o psicologica. No? La No. solitudine del consulente non è una condizione psicopatologica, è una condizione di patologia del nostro essere civile, della nostra amministrazione della giustizia, perché non ci può essere verità escludendo i fatti e quindi non ci può essere giustizia, no? È un cortocircuito tremendo questo qui, messo in luce anche dalla vicenda della strage di Erba. Valentina, tutto quello che pensi sull'argomento e poi sentiamo anche le voci di chi ci ascolta. Allora, il consulente è colui che ha delle competenze specifiche e che viene introdotto nel processo, in questo caso penale, perché c'è bisogno di una competenza specifica. Quindi ci saranno i consulenti medici, consulenti ingegneri, architetti, eccetera. Poi c'è la maglietta che uno indossa, cioè il consulente del tribunale, che a questo punto può essere o del pubblico ministero o del giudice. Poi c'è la maglietta del consulente di parte, che per definizione, detta di parte, è già solo come definizione non brillante, perché sembra di parte, ovvero sia tu dici delle cose che servono a quella parte. Il problema è che anche per esempio il consulente pubblico ministero dovrebbe essere considerato un consulente di parte, perché anche il pubblico ministero in un processo penale è una parte. L'unico che non dovrebbe indossare la maglietta del consulente di parte è il perito, che è terzo, perché dovrebbe essere il consulente del giudice. Qui entra in gioco poi l'attività del consulente specifica, cioè come tu imposti il tuo lavoro. Ha introdotto una cosa che è verissima e che io ho imparato lavorando insieme a Torre, lavorando anche insieme al dottor Varetto, di cui segnalo un bellissimo articolo uscito ieri sul Riformista, che parla proprio di questo argomento, cioè di come imposta il lavoro il consulente e il perito e di come io mi vanto di aver imparato da lui e dal professor Torre questa metodologia, cioè quella di mettersi sempre in contrasto con le idee che poco a poco si vanno a creare, cioè riuscire sempre a mettere in discussione ciò che noi abbiamo diciamo raggiunto come conclusioni relative a un determinato caso, ma torniamo sul punto. Sì. Quello che voglio dire è che appunto sia da lui, sia da lui Torre, sia dal dottor Varetto ho sempre imparato che nel momento in cui ci siano delle cose insormontabili nella difesa di una determinata parte, è necessario, non dico dichiararle, perché poi si introdurrebbe anche il concetto di una infedele consulenza, però bisogna comunque segnalarle all'avvocato e comunque in qualche modo tenerne conto. Questo è valso per esempio per il caso Torre Cogne, l'ho sentito chiaramente dire, è valso soprattutto per quelli di Erba, per i quali io ero presente fin dal primo accesso dei due avvocati al nostro istituto. Che cosa comporta questo? Comporta una innanzitutto presa di coscienza del ruolo nostro che certamente abbiamo, della nostra anche etica, ecco, se vogliamo, assolutamente, perché un uomo della strada pensa: sei consulente di parte, ma che lavoro facile, dici solo le cose che servono. Devi dire certo cose che servono, dirle senza mettere in difficoltà il tuo assistito e certamente prendere atto di alcuni elementi che possono essere, diciamo,
che possono sicuramente costituire degli ostacoli. Ed è molto più complicato essere consulente di parte piuttosto che consulente d'ufficio, il quale può dire, passatemi il termine, quello che vuole, perché tanto lui è d'ufficio, quindi non ha nessun interesse a effettivamente riportare una parte piuttosto che l'altra, può anche andare in contraddizione addirittura. Invece no, noi dobbiamo lavorare sulla parte. In questo caso però, nel caso di Erba, nonostante noi avessimo poco per volta sempre l'idea che questi soggetti fossero difficilmente stati protagonisti di questa strage, così come per tutti gli altri casi abbiamo, o almeno ho quotidianamente messo in discussione i risultati che poco per volta si andavano a delineare. Sì. Nel senso che ogni giorno smontavo le tesi che sembravano ormai consolidarsi della loro innocenza, cioè ogni elemento che effettivamente acquisivo dalla lettura degli atti, ed è un lavoro stato lunghissimo, proprio perché forse c'era questa spinta dall'opinione pubblica, forse perché va a sapere, comunque è proprio un'impostazione. Io mettevo quotidianamente in discussione ciò che mi sembrava sempre più palese, cioè la loro innocenza, fino ad arrivare a un punto per il quale non c'erano più proprio elementi per smontare questa mia convinzione di innocenza, che si è poi via via consolidata. Ed è un mestiere, il mestiere, io lo chiamo sempre, questa disciplina del dubbio sistematico. Sì. La disciplina del dubbio sistematico. E quando io vado a consolidare un'idea relativamente all'innocenza, alla colpevolezza dei miei assistiti quando sono consulente di parte, faccio sempre attenzione, perché dall'altra parte potrebbero mettermi in difficoltà opponendo delle questioni che io non ho considerato. Per esempio, nell'ambito della responsabilità professionale ne faccio tantissime di parte. Pretendo sempre di avere tutta la documentazione, perché solo attraverso tutta la documentazione tu hai il quadro completo. È la stessa cosa in un delitto, certamente, ci sono degli step, assolutamente indagini sopralluogo, assolutamente fotografie. Abbiamo perso il collegamento, temo, con la dottoressa Vasino. Chiedo lumi e conferma alla regia. Abbiamo perso il collegamento, ma spero che lo possiamo ristabilire velocemente, perché sul più bello, mentre seguivamo il ragionamento, non so cosa sia successo. Allora, io avevo sott'occhio intanto, e ve lo segnalo se capitate sulla pagina Facebook di Radio Libertà, il post che introduce questa trasmissione. Ho messo un link in questo post dove potete trovare un bellissimo articolo sul professor Carlo Torre, che è pieno di questa filosofia del dubbio sistematico, del quale ci stava parlando adesso la dottoressa Vasino. Il dubbio che poi si trasforma in certezza. L'articolo è di Enrico De Aglio, che conosceva il professor Torre da tanto tempo, da quando erano compagni di scuola, vecchi compagni di scuola. È del 2 gennaio 2017, è stato pubblicato su Repubblica in occasione della commemorazione, un anno dalla scomparsa prematura a 69 anni del professor Torre. A un certo punto Enrico De Aglio scrive così: ho incontrato Carlo Torre, pochi mesi prima della sua morte. Mi disse che secondo lui Olindo e Rosa erano innocenti. Ma come? Scrive Enrico De Aglio. C'è perfino un sopravvissuto che ha visto che Olindo lo strangolava, ma Carlo mi aveva risposto sì. Purtroppo però in diversi precedenti interrogatori aveva assolutamente escluso che fosse lui. Guarda che qui prima si è costruita la coppia diabolica e poi gli si sono cucite addosso le prove, diceva il professor Torre. Prove peraltro labilissime. Di tutto quel fiume di sangue contro Olindo resta solo una macchiolina sul battitacco della sua auto, che qualunque suola può aver lasciato. Una vittima risulta per l'accusa uccisa al primo piano, invece al secondo esiste, ma non l'avevano vista, il segno di una coltellata in una tenda dietro cui la vittima, e qui stiamo parlando della moglie di Frigerio, Valeria Cherubini, si era accucciata. Un luogo dove Olindo e Rosa però, argomentava Torre, non avrebbero potuto essere.
No, non credo proprio che siano stati loro. Sono due persone semplici che si amano molto, tutto qui. E De Aglio commentava così: certo, sarebbe bello che il processo fosse riaperto. Valentina, ci risiamo? Forse siamo in grado di Sì, 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 ricollegarci con te. sì. Stavo leggendo Sì, quel passaggio dell'articolo di Enrico De Aglio che ho linkato anche sul post che introduce la nostra trasmissione sulla pagina Facebook di Radio Libertà. Per me è determinante e perfettamente in linea con quello che andavi dicendo tu. Coltivare il dubbio sistematico e poi arrivare però a delle verità, diciamo, no? A delle certo, certo. assolute certezze dal punto di vista Scusa. scientifico, ma anche logico, oltretutto, no? Perché Certo, quello che in questa storia colpisce è che è stata fatta fuori anche la logica insieme ai fatti, no? assolutamente. E poi adesso io arrivando al punto sulla solitudine del Mm, consulente. Il fatto è che specificatamente nel caso di Erba, noi, io, il professor Torre e molte altre persone insieme a noi abbiamo lavorato per diversi mesi e siamo arrivati ad un punto, al di là di come siamo arrivati ad un punto. Abbiamo espresso in una relazione le nostre idee, e una relazione di oltre 100 pagine. Chi l'ha letta ha detto che era fatta assolutamente bene, abbiamo avuto modo di esporla in sede di udienza, nell'arco di un paio di udienze se non ricordo male. Dopodiché noi ci saremmo aspettati quantomeno, visto che mettevamo in dubbio molte, molte affermazioni della controparte, ebbene non è mai stata disposta una perizia, quindi non è mai stato disposto un contraddittorio. Ecco, Hanno scusami Valentina, io voglio citare di nuovo quel bellissimo articolo che dal 99 fa parte della nostra Costituzione, che dice proprio questo: ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità davanti a un giudice terzo e imparziale. E il processo penale, comma 4, articolo 111, è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. Cioè tu non mi puoi parlare di prova se non hai formato la prova, come? In che modo? Attraverso il contraddittorio, che qui è completamente mancato e sono 18 anni che mancato. manca. Assolutamente sì, perché noi abbiamo risposto, dopo aver letto la consulenza del dottor Scola, che aveva eseguito le autopsie, abbiamo esposto le nostre idee, le nostre conclusioni sulla vicenda. Il dottor Scola è stato risentito, se non ricordo male, in un'ulteriore udienza dopo di noi, ha ribattuto e in alcuni punti dandoci anche ragione, per esempio sulla questione di Valeria Cherubini, dicendo che se è vero che veniva dimostrato che Valeria Cherubini era stata colpita su, allora la dinamica doveva cambiare nella ricostruzione, ma non è mai stata data una perizia. Non abbiamo mai avuto un contraddittorio con i consulenti di parte delle varie parti, delle parti civili, ad esempio. E questo è anche curiosissimo. Eravamo gli unici consulenti di parte, neanche le parti, i parenti avevano nominato qualcuno. Nessuno. Eravamo gli unici consulenti di parte, noi e Scola. Scola che per forza consulente del pubblico ministero, ma aveva semplicemente eseguito le autopsie, semplicemente nel senso che poi questo era avvenuto ovviamente a distanza di un anno prima della nostra consulenza. Quello che noi abbiamo scritto successivamente non è mai stato sottoposto a contraddittorio. Ed è qui il punto su cui torno della solitudine del consulente, perché io personalmente, lo ribadisco, avrei preferito ricevere una, diciamo, affermazioni contrastanti, anche pesantemente contrastanti rispetto a quello che avevo detto, a cui avrei potuto ribadire le mie convinzioni, contrastarle a modo mio, ovvero sia un vero e proprio contraddittorio. Ma questo non è mai successo in tutti questi anni. Nessuno mai in aula è venuto a dirci hai sbagliato questo e quest'altro. C'è stata solo una, devo dire onestamente e sinceramente, un momento in cui qualcuno ha tentato di ribadire le proprie opinioni rispetto alle nostre. È stato quando è stato richiamato in aula il professor Previdere,
che ha detto delle cose, ne sappiamo tutte, assolutamente utili forse anche alla nostra parte, perché lui è venuto a ribadire che la traccia, adesso non voglio entrare nella questione, ma è stato l'unico ad essere richiamato dopo che Torre aveva parlato della questione genetica, e anche qui, anche in questo caso, una cosa assolutamente irrituale, perché l'ultima parola è della difesa, l'ultima parola è stata data al professor Previdere, senza concedere a noi di ribaltare le sue idee in aula. Quindi anche questo è stata una cosa assolutamente irrituale. Detto ciò, né in secondo grado, ovviamente non in Cassazione, mai c'è stato un vero e proprio contraddittorio. Allora io dico, nonostante tutti questi tentativi di revisione siano andati così, siano caduti nel nulla, io continuo a pensare che ci sia veramente una non giustizia in questo, che poi per me personalmente si è ribaltato, nel senso di dire la tua attività non è stata utile, e quindi qua forse la solitudine, nel senso che il consulente aiuta la parte, che in questo caso è l'avvocato, però ambisce, almeno per me è così, soprattutto in questo caso dove sono assolutamente certa di ciò che ho scritto, ad un confronto con una controparte. E anticipo già forse la tua contestazione, che è stata rispetto ai terrapiattisti. Ma queste persone che vanno a parlare in TV, ma cosa sanno realmente degli atti? Ma ne hanno mai letti, non dico la metà, ma una piccola parte, non sanno assolutamente niente. Vanno a discutere di cose che gli hanno inserito nel cervello e poi ribadiscono ogni volta che vengono invitati in TV. Io vorrei confrontarmi con dei consulenti in un'aula per poter effettivamente far emergere gli elementi che secondo me sono assolutamente utili per definire l'innocenza di Rose Olindo. Questo è il punto. Ecco, in quell'articolo di Deaglio che citavo prima, il professor Torre fa riferimento, una su tutte, alla famosa tenda, no? La tenda dell'appartamento di Frigerio e Cherubini, piano sopra rispetto a quello del teatro principale della strage, dove ovviamente c'era una coltellata, ma diceva il professore non l'avevano vista. Allora voi avete fatto di tutto per far vedere quello e tutti gli altri aspetti di cui vi siete occupati, no? Però nessuno li ha voluti vedere. Allora abbiamo la dimostrazione che il nobilissimo principio costituzionale del contraddittorio e del giusto processo può essere tranquillamente messo da parte. C'è qualcosa che sta sopra perfino alla Costituzione, ed è il modo in cui si governa il singolo processo. Quante volte ti è capitato in aula di sperimentare qualcosa del genere, come nella vicenda Erma? Cioè che i fatti li lasciamo fuori, che il contraddittorio lo escludiamo, e che di questo fantastico lavoro che voi avete fatto, pieno di dati che capisce anche la persona non esperta di medicina legale, per quello facevo riferimento prima alla logica, è stato fatto fuori, cancellato. In quanti casi ti è accaduto, Valentina? A te e al professor Torre magari? Perché anche il professor Torre è stato zittito brutalmente a Erma, no? Sì, qualche caso è capitato. A lui è capitato, per esempio, per Marta Russo, a lui è capitato, e io ero presente, ero ancora specializzanda, a lui è capitato. È capitato in altri casi, parzialmente per il caso di Cogne, è capitato, per quel poco che so, anche un pochino per Garlasco, anche se noi non c'entravamo. Però, ecco, forse sono i casi più macchiati dalla mediaticità della vicenda, forse, non lo so, o forse la mediaticità si tira dietro gli interrogativi, gli enormi interrogativi, non lo so, è un cortocircuito strano. Comunque rimane il fatto che per l'impostazione del mio lavoro, se ci sono dei reperti, la tenda, alcuni indumenti non sono mai stati guardati, gli indumenti che indossavano le vittime del caso di Erba non sono mai stati guardati. Chi li ha guardati è la sottoscritta, alla presenza dell'avvocato Bordeaux, li abbiamo fotografati e poi sappiamo benissimo che fine hanno fatto.
La giacca della signora Cherubini, che è stato poi un elemento che comunque noi abbiamo citato, così come la tenda, è fondamentale, è importantissima. Quella tenda che riportava dei tagli, hanno voluto dire che quei tagli c'erano già prima del fatto, ma assolutamente no, perché quella tenda era anche macchiata di sangue, con degli spruzzi, non lo dico io, lo dicono i RIS. Però per dire, perché abbiamo dei reperti, perché se la consulenza di parte ti dice che sono così e sono nella porta di fianco perché erano rispetto alla corte d'assise di Como, nel piano di sopra, all'ufficio reperti, bastava andarli a prendere e portarli in aula. Non è stato fatto, non c'è stata la volontà, perché noi abbiamo semplicemente detto andiamo a prenderli, siamo qua, siamo in aula, stiamo discutendo un caso, stiamo per dare l'ergastolo a 2 persone, andiamo a vederli. Se questo, l'ha detto persino Scola, si conferma, ma ribaltiamo tutta la dinamica. E l'ha detto persino Scola, l'ha detto davanti al suo datore di lavoro, cioè al suo PM in quel caso. E poi l'ho Non ribadito c'è stata la recentemente. volontà, non è mai stato fatto. Non è mai stato fatto. Ci sono degli elementi concreti per capirlo, ma perché non lo possiamo fare? Questo è questo che ti manda poi in tilt, capito? Certo, Perché l'hai certo. fatto tu, lo dici, ma allora cioè, non hai neanche la considerazione di un soggetto qualunque, non i consulenti, che ti dice per favore andate a vedere quella roba. E poi formulato un giudizio, ditemi che ho sbagliato, ma andiamola a vedere, questo che è il punto. Allora, il tempo vola, Valentina, dobbiamo già chiudere, ma io chiudo con una considerazione che tu sei stata chiarissima. Io credo che questo sia un punto centrale di pubblico interesse, di pubblica utilità. Abbiamo fatto una buona cosa, secondo me, ad approfondirlo, perché vale per tutte le vicende, no? E possono anche riguardare noi queste vicende, ovviamente, come hanno riguardato due cittadini qualunque, come li aveva definiti il professor Torre, due che hanno avuto il torto di amarsi molto, no? Come Olindo e Sì. Rosa. Ecco, l'altro aspetto sul quale voglio chiudere è questo qui, cioè il vostro lavoro dovrebbe essere conosciuto, letto. Tu l'altra volta mi dicevi, certa gente che parla in TV o altrove, bisognerebbe chiuderla nello stanzino con tutti gli atti a disposizione, farglieli leggere, dopodiché si parla. Tra Sì. l'altro, anche qui c'è un nobilissimo principio che regola la nostra professione giornalistica, il codice etico del racconto dei processi nei mezzi radiotelevisivi, il quale impone lo stesso concetto dell'articolo 111 al giornalista. Cioè, nella sua professione il giornalista deve dar conto delle tesi dell'accusa, delle tesi della difesa, cioè rispettare il giusto processo. Questo implica però conoscere gli atti dell'accusa e della difesa, conoscere le consulenze del professor Torre e della dottoressa Vasino, conoscere i dati e poi dare un'obiettiva rappresentazione. Teoricamente noi giornalisti saremmo soggetti anche a provvedimenti disciplinari se non facciamo così. Lascio a chi ci ascolta di tirare le sue somme, perché non tiro nessuna morale della favola, è sotto gli occhi di tutti che non accade questo, no? Praticamente quasi mai. No, mai. E allora io ringrazio Valentina Vasino per la sua opera civile, di civiltà, oltre che professionale. Valentina, io sono sicuro che prima o poi qui la verità dovrà saltare fuori. Per forza, perché i fatti rimangono tali, no? E li avete anche contribuiti a far conoscere voi, per chi ha voluto conoscerli, col vostro lavoro. Grazie a Valentina Vasino. Grazie a tutti Grazie a coloro che te. ci hanno seguito. Grazie. Arrivederci.